Buon pomeriggio da parte di Franco Segretto, rieccoci nuovamente insieme con Replay Teleeuropa Network. Siamo arrivati a San Giovanni, il giorno di San Giovanni, 24 giugno 2019, e così come vi avevamo anticipato da 3 settimane a questa parte, oggi dedicheremo esclusivamente la trasmissione a quelli che sono i lavori fatti e da fare allo stadio San Vito Marulla, e di questo naturalmente vado a ringraziare gli ospiti di questo pomeriggio, che vado subito a presentare. Il collega di Cosenza Channel, eccolo qua, Antonio Clausi. Grazie Antonio per aver accettato l'invito. Salve a tutti e buon pomeriggio. Grazie all'amministrazione comunale nella persona del dottor Carmine Vizza, assessore allo sport. Grazie assessore per aver accettato il nostro invito, e grazie anche al Cosenza Calcio, che ha inviato in rappresentanza l'ingegner Luca Giordano, che è responsabile naturalmente della sicurezza del San Vito Marulla. Grazie a Stella. Grazie. Sei abbronzatissima oggi? Fatto sono tanto andata mare. Un po' al mare, sì, vivo al mare, quindi sostanzialmente approfitto delle belle giornate. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti. Si alza il sipario per un nuovo appuntamento di Replay, come di consueto ogni lunedì in onda su Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Appuntamento fisso alle ore 15, non cambiate mai canale. Allora, oggi abbiamo davvero tante novità da raccontarvi con i nostri ospiti e molte informazioni riguardanti lo stadio della nostra grande squadra, il Cosenza Calcio. Ma entriamo subito nel vivo del programma. La parola a te, Franco. Io ti do subito, come se fosse un ping pong, perché abbiamo una notizia dell'ultima ora che riguarda appunto un tentativo di scasso della sede del Cosenza Calcio, arrivata poco fa, l'ha messa appunto sul sito l'ufficio stampa della società rossoblù. Vallo a leggere e poi entriamo subito in argomento. Grazie Stella. Sì, informiamo subito tutti i telespettatori. Ignoti hanno forzato il portone della sede del Cosenza Calcio presso lo stadio San Vito Gigi Marulla, e il personale amministrativo questa mattina all'apertura dei locali ha notato i segni della forzatura e allertato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cosenza, che hanno effettuato i rilievi. Nelle prossime ore sarà presentata denuncia alle autorità competenti e le immagini di videosorveglianza potranno essere utili per capire cosa è accaduto nella notte nel cuore del Marulla. Benissimo, grazie Stella. Allora entriamo subito in argomento. Questa è una doverosa notizia dell'ultima ora. Poi le forze dell'ordine naturalmente, come hai detto, faranno le loro indagini e valutazioni. Certo. Antonio Clausi, allora un minuto, perché oggi il tempo sarà veramente avaro, per raccontare quello che è successo, perché voi di Cosenza Channel siete stati molto attenti sulla questione del San Vito Marulla, e poi diamo la parola sia all'assessore Vizza allo sport del Comune di Cosenza che all'ingegner Luca Giordano, che è appunto il responsabile della sicurezza della società rossoblù. Vai. No, è successo sostanzialmente che vi è stato uno scambio epistolare, definiamolo in questa maniera, di missive tra Palazzo dei Bruzzi e la società del Cosenza Calcio, con il rimbalzarsi di alcune, non dico colpe, però alcune, come dire, chi avrebbe dovuto fare cosa, per quanto riguarda dei lavori di restyling, di ammodernamento, richiesti specialmente dalla Lega di Serie B. Grazie all'ok della commissione di vigilanza data al comune di Cosenza, con questa carta il Cosenza Calcio ha potuto procedere all'iscrizione, e precedentemente è stata firmata la convenzione che regola ad anni, non avveniva ciò, i rapporti tra l'amministrazione comunale e la società che usufruisce dello stadio San Vito Gigi Marulla per 12 mesi prorogabili poi di anno in anno, di volta in volta. Tutto è bene quel che finisce bene. Sostanzialmente però adesso c'è da capire come ulteriori lavori, tra tutti quelli dei famosi seggiolini, verranno completati e a carico di chi? E abbiamo qui apposta, caro Franco. E allora, partiamo subito con l'assessore. Si è espresso bene, penso, il collega Antonio Clausi, Parzialmente. Ecco perché allora c'è sempre bisogno della presenza del Comune e del Cosenza Calcio. Cosa vogliamo aggiungere da una parte e dall'altra? Io ringrazio innanzitutto questa trasmissione, perché ci permette, grazie a lei per essere intervenute al Comune e al Sindaco, un contributo concreto su fatti che molti non conoscono, e quindi si è tentati di dare delle interpretazioni molto spesso non conformi alla realtà. Benissimo. Innanzitutto partiamo da questa prima fase, da questo scambio epistolare tra le due parti.
Questo scambio è stato legato, caro Clausi, innanzitutto all'allarme lanciato da parte del Cosenza Calcio rispetto, no, alla ipotetica agibilità che doveva dare la Commissione di Vigilanza. Quindi questa è stata la prima fase, cioè c'è stato un allarme, dopo il giorno 3 giugno c'è stata la convocazione della seduta. Il giorno dopo... Ecco, vediamo le immagini della Commissione di Vigilanza. Perfettamente. Il giorno dopo il Cosenza Calcio si esprime con una missiva dicendo l'allarme per lo stallo in cui versavano i lavori. Il Comune ha ritenuto necessariamente di dover chiarire che non c'era alcuno stallo, ma che il cronoprogramma prefissato si stava svolgendo secondo i criteri e le tappe che ci eravamo date. E d'altronde io qua non voglio lungi dalle polemiche, perché dobbiamo marciare tutti quanti nella stessa direzione, che è quella dell'interesse del calcio della nostra città. Quindi sorvolo alcune piccole sfaccettature di questa polemica che non voglio qui riprendere. Ma possiamo tornare in studio, grazie. Però dobbiamo parlare con i dati. Il dato qual è? Che giorno 14 la Commissione di Vigilanza ha dato per la prima volta il parere dell'agibilità definitiva, badate bene, con alcune piccole prescrizioni che cercheremo di soddisfare nell'arco di qualche mese, che però ha dato un'agibilità definitiva per circa quasi 22.000 spettatori. Quindi il Cosenza Calcio, grazie all'azione del Comune, perché questo mi pare una cosa ben evidente, cioè con l'agibilità il Cosenza Calcio non ha alcun nesso, cioè tutta l'attività volta a rendere agibile lo stadio, tranne alcune piccole che poi ce le spiega dall'ingegnere. Il grosso fondamentalmente è di competenza, non è che l'ha fatto perché non l'ha fatto perché lo doveva fare, è di competenza del Comune, e quindi tutto ciò che ha portato all'agibilità è stata opera del Comune, che permetterà al Cosenza Calcio di poter usufruire di uno stadio di circa 22.000 spettatori, cosa che poche società nel panorama della Serie B possono vantare. E quindi partiamo già da questo primo presupposto. Possiamo sentire l'ingegnere Luca Giordano per vedere, partiamo dalla Commissione di Vigilanza, quello che ha detto appunto testé l'assessore Carmine Vizza, e naturalmente quali sono queste prescrizioni sulle quali naturalmente il Comune sta lavorando. Allora, confermo che nei giorni trascorsi noi come Cosenza Calcio abbiamo esternato questa preoccupazione di rivedere un po' di nuovo a ridosso delle scadenze alcune cose mancanti, tra le quali la documentazione anche dei lavori allo stadio. Questo perché nello scorso anno, ricordiamo tutti che nell'estate dello scorso anno queste preoccupazioni si sono, come dire, stemperate in alcune rassicurazioni che ci ha fatto il Comune, e poi hanno avuto gli effetti che tutti conosciamo: una partita non giocata, una serie di partite problematiche che abbiamo trascinato durante tutto l'anno. Quindi questa volta abbiamo voluto rimarcare appunto questa situazione. Riguardo le prescrizioni che ha dato la Commissione di Vigilanza, c'è anche da dire che sono state prescritte a dicembre 2018, quindi il Comune ha avuto tutto il tempo per adempiere. Quindi le prescrizioni partivano già dall'anno scorso? Partivano dal dicembre 2018. Da 6 mesi fa. Esatto, perché la Commissione si riunisce a dicembre, da 4 mesi di tempo al Comune per adempiere a queste prescrizioni. Scaduti i 4 mesi, scadono a marzo, ancora non erano state adempiute, quindi una serie di partite giocate con l'autorizzazione pro tempore che ha dato il sindaco, e noi ringraziamo per queste cose che l'amministrazione comunale sta facendo, anche per il dimenarsi, per quanto riguarda tutti questi lavori che ha fatto nel passato e continua a fare. Benissimo, allora Antonio, vuoi fare una domanda tu? E poi ci sono anche vorrei chiedere all'assessore proprio di ribattere quello che ha detto. Sì, no, io credo che è qui la mia presenza che ho voluto essere presente oggi per chiarire questo. Molti chiedono scusa, poi penso bisogna distinguere, anche in relazione a quello che ha detto l'ingegnere, bisogna distinguere due cose fondamentali. Una cosa è l'agibilità. Sì. L'agibilità si tratta dei criteri strutturali che deve dare la Commissione di Vigilanza. Quindi criteri strutturali che deve dare l'agibilità, e sono dei parametri ben precisi che sono legati alla Commissione di Vigilanza e che sono ben determinati da un decreto ministeriale. Sono 18 punti, li abbiamo analizzati uno per uno e sono ben chiari. Altra cosa, l'ingegnere si
si riferiva ai problemi, alle vicissitudini. Le vicissitudini non sono state legate ai problemi di agibilità. L'agibilità non è stata data in maniera definitiva, abbiamo avuto delle proroghe, però i problemi che abbiamo avuti non sono stati legati all'agibilità in quanto tale, perché altrimenti non avremmo potuto giocare. Le vicissitudini, che nessuno intende negare, sono state legate alle proprietà infrastrutturali. È qui che bisogna essere chiari, precisi, anche nel proseguo della nostra discussione per quanto riguarda gli adempimenti che a ciascuno spetta. I criteri infrastrutturali, c'è qua il documento, lo possiamo vedere tutti quanti, i criteri infrastrutturali sono ben chiari, definiti, e sono i criteri che la Lega trasmette alla società, perché sia conforme il proprio stadio e tutto il resto alle norme della Lega B. Quindi sono norme ben precise che vengono trasmesse alla società, e la società si deve adeguare a questi criteri infrastrutturali. Nella convenzione lo scorso anno non c'era proprio la convenzione, quindi parliamo di un qualcosa che non esisteva. Vabbè, e allora non ne possiamo manco parlare. Parliamo di adesso. Nella convenzione non si parla, non è che il Comune non ha dato in concessione lo stadio al Cosenza Calcio ed è precisato nella Commissione, fermo restando che noi provvederemo ai criteri infrastrutturali che vi ha definito la Lega B. No, si parla di manutenzione ordinaria e straordinaria. I criteri infrastrutturali propri che definisce la Lega B, che indica la Serie B, non sono minimamente citati. Quindi la situazione mi pare abbastanza chiara, ed è questo l'anello fondamentale. Ma non è soltanto qui, perché Cosenza non è che è una città anomala rispetto a tutto ciò che c'è nel programma nazionale. Io qui potete poi leggerla, la convenzione firmata non più di qualche mese fa dal Benevento, con il sindaco Mastella. C'erano stati dei mesi in cui contrasti, polemiche, così come sono state qui a Cosenza, e poi finalmente sono arrivati a definire questa convenzione. Io vi dico soltanto le cose fondamentali quali sono, che c'è un progetto da parte del Benevento Calcio che presenta al Comune, che il Comune approva in maniera tale che il Benevento possa usufruire di contributi da parte del credito sportivo, e poi è la convenzione. Ma la cosa è chiaro nella convenzione, vi prego di ascoltare queste due parti fondamentali. Allora, si dice: previsioni che competeranno al concessionario, oltre agli oneri per la manutenzione ordinaria, tutti i necessari interventi di ammodernamento e adeguamento dell'impianto ai sensi delle nuove normative federali relative al calcio professionale. Quindi fa riferimento alle nuove normative federali. E chiarisce ancora di più: previsioni che saranno a carico del Comune di Benevento gli oneri per la manutenzione straordinaria qualificabile come rilevante intervento sulla parte strutturale. Ma questo è del Benevento, voglio dire che ogni società poi c'ha la convenzione con il Comune. Nel senso, però i parametri sono fondamentali, sono questi. Poi è chiaro che ci sono alcune, c'è il Palermo, che il Palermo non ha firmato, non dà niente come convenzione, e invece si è fatta carico negli anni passati di tutte le spese straordinarie, ordinarie e straordinarie, ha speso circa 800.000 euro. Sentiamo Luca Giordano. Voglio dire. Sentiamo Luca Giordano, l'ingegnere del Cosenza. A tal proposito io voglio dire una cosa. Ha tirato fuori lo stadio del Benevento, che calza proprio a pennello per fare questo esempio. Intanto il Benevento consegna uno stadio di Serie A, attenzione, non uno stadio di Serie B. E gli adeguamenti a cui si riferisce sono degli adeguamenti federali che riguardano prettamente la squadra, l'area tecnica. Perché dico questo? Perché in una situazione normale, diciamo che lo stadio, quindi i seggiolini, possono, come dire, tramutarsi in opportunità anche del comune e del territorio. Noi negli anni passati abbiamo avuto qua la visita degli ufficiali, dei funzionari della nazionale, che ci hanno chiesto: possiamo giocare al sud, non viene mai la nazionale? Abbiamo dovuto dire no, ma noi eravamo solo degli accompagnatori. Abbiamo dovuto dire no proprio perché la struttura non aveva in questo caso le sedute individuali. Ora, noi cosa vogliamo dire al Comune di Cosenza? Cioè, è vero quello che ha detto l'assessore, sono dei criteri infrastrutturali che la Lega chiede alle società di calcio, però su questo dobbiamo dire una cosa: se noi ci limitassimo a ragionare per quello che è necessario e dovuto, credo che anche l'area tecnica magari acquisterebbe un solo portiere o due. Cioè, noi adesso dobbiamo fare un salto di qualità, questa qualità è appunto la Serie B al momento, e perché no ragionare ancora guardando serie migliori.
Cioè, se noi continuiamo a ragionare su quello che è necessario, su quello che a noi è dovuto, sicuramente ci teniamo lo stadio così com'è. Noi avremmo potuto limitare la capienza ai 6.500 seggiolini oggi installati, ci saremmo iscritti tranquillamente al campionato, avremmo fatto la nostra parte, ma non la nostra figura, perché la parte è una cosa, la figura è diversa. In Serie B abbiamo una visibilità nazionale, una visibilità che noi non portiamo solo alla squadra, ma portiamo alla città, portiamo al territorio e nel nostro caso la portiamo anche al meridione tutto intero, perché non dimentichiamo che ci sono squadre di Serie B come il Cosenza che sono diverse da squadre di Serie B come il Venezia, dove noi, avendo avuto colloqui con altre società di calcio, ci hanno detto sì, ma a me non conviene fare la Serie B perché a distanza di 70 km si vanno a vedere uno spettacolo di ben oltre di altri livelli. Vabbè, quindi su questa cosa io invito l'amministrazione comunale a dare quel valore aggiunto, cioè quella qualità, quel di più che abbiamo capito il ragionamento. È naturale che appartenga al comune. Abbiamo capito il ragionamento. È naturale che appartenga al comune. Io ho necessità però di chiarire la cosa. Ha finito l'ingegnere? Hai finito? Sì, no, prego. No, possiamo dare la parola. Io ho necessità di chiarire la parte fondamentale che mi interessa oggi in questa trasmissione. Prego. Colgo che l'ingegnere sostanzialmente, non dico che mi ha dato ragione, ma è sulla mia stessa linea. Questo fa piacere a tutti, a noi, ai tifosi, a tutti. Il comune ad una particolare attività. Allora, mi pare che è stato molto garbato, ha detto che le cose io colgo, ma in questa sede ho la necessità di rammentare che circa un anno fa, e qui la determina, il comune di Cosenza ha investito nello stadio circa 1 milione e vi prego di permettermi di leggere qual è stata la motivazione nel voler investire questo mezzo. Prego, lo facciamo leggere. L'amministrazione comunale, nell'ambito dell'implementazione degli impianti sportivi comunali e viste le recenti normative della Lega B, intende intervenire al fine di restituire alla popolazione uno stadio maggiormente competitivo a livello nazionale. Benissimo. Quindi noi lo scorso anno, anche nelle motivazioni che abbiamo addotto a supporto di questa nostra determina, c'era l'interesse proprio dello sport a livello di dare una platea più visibile per lo sport a Cosenza e abbiamo investito 1 milione di euro. Io credo che poche siano i comuni, le amministrazioni in Italia che facciano questi sacrifici e badate bene, questo è fondamentale perché la storia poi bisogna anche saperla rievocare. Se lo scorso anno, ritorniamo di un anno fa, eravamo più o meno in questo periodo, l'ingegnere Giordano venne con il presidente Guarascio al comune perché subito dopo la vittoria eravamo presi da tutte queste norme, tutti quanti impauriti perché avevamo tutte queste necessità. Arrivarono gli ispettori al sito 2 giorni dopo. Vennero gli ispettori e giustamente loro vennero preoccupati perché c'era questo problema. In quel momento io e il sindaco eravamo anche noi preoccupati non potendo rispondere perché il comune non è una società privata, il comune è un'amministrazione pubblica che è regolata da norme ben precise e quindi noi lo scorso anno, se non ci fosse stata la possibilità di poter attingere al credito sportivo attraverso quel mutuo che combinazione scadeva proprio in quella mensilità, avremmo dovuto dire al Cosenza Calcio non sappiamo cosa fare e quindi che cosa succederà? Altro che la partita del Verona, non si poteva giocare. Lo stadio era completamente inagibile perché andavano fatte non soltanto il Mandelboso, perché noi dimentichiamo. Il Mandelboso merita una cosa a parte, perché avete speso i soldi noi dimentichiamo che in questo milione noi abbiamo investito sugli spogliatoi e l'abbiamo resi conformi alle norme che l'ingegnere Longhi ci diceva, a tutte le altre opere che sono previste sugli spalti, al Mandelboso per quando ci sia stata quella infelice giornata infausta. Quindi se il comune non fosse intervenuto con 1 milione di euro, allora di calcio a Cosenza non se ne parlava e né poteva essere una colpa del comune. Perché se un comune non ha fondi in bilancio, non vedo, a quel punto la società si doveva far carico di tasca propria o comunque doveva risolvere il problema. Se così non fosse stato. Allora, su questo ingegnere Luca Giordano e poi c'è Antonio Su questo voglio precisare una cosa. Precisiamo in modo tale che la gente da casa riesce a capire un po' le cose. Il grazie per aver speso 1 milione di euro, il grazie anche alle persone che hanno lavorato, perché vi ricordo che l'anno scorso avete lavorato, ma il 1 milione di euro
oltre ad essere, diciamo, impegnato e speso, andava anche, come dire, inquadrato, perché se noi, voglio fare un esempio forse sciocco ma calzante, se noi riusciamo a produrre una Ferrari ma non la dotiamo poi dello specchietto retrovisore piuttosto che dei pneumatici, noi la Ferrari non la vendiamo. Noi l'anno scorso e anche in altre sedi abbiamo chiesto, ma ne approfitto in questa sede a ribadire di nuovo al Comune, cioè i soldi che ad esempio sono stati spesi sul terreno di gioco, noi vogliamo capire se effettivamente sono stati dati all'impresa che è aggiudicataria dell'appalto e se non sono stati dati quali sono le motivazioni. Sicuro noi abbiamo rappresentato molte difficoltà. Io vi posso riportare non solo Verona, non solo Benevento, perché anche col Benevento abbiamo giocato perché non è piovuto il giorno dopo. Ricordo il Livorno che ci ha chiesto, volevano fare riserva, ricordo lo stesso Brescia. Ci sono addirittura dichiarazioni fatte, interviste, l'Ascoli, cioè parecchie volte alla vigilia ricordo che ogni squadra che veniva qui ogni squadra era un pretesto, ma i problemi ci sono stati sul terreno di gioco. E non c'è dubbio. E vogliamo anche chiarezza, lo deve riconoscere il Comune. Altri soldi sono stati impegnati per la compartimentazione di alcune separazioni in Curva Nord, e la Curva Nord è stata chiusa tutto l'anno. Noi abbiamo perso delle opportunità che ho già come dire, espresso in altre interviste un po' più lunghe, ma voglio essere sintetico. Sono venute persone che anche quando abbiamo fatto il sold out ci hanno chiesto un biglietto in un settore popolare, cioè ad un costo accessibile, e noi abbiamo dovuto dire no perché erano terminati i biglietti in curva, quindi abbiamo dovuto proporre biglietti che costano molto di più, abbiamo dovuto dire no, rinunciare a quegli abbonamenti che sono stati fatti in curva, quindi una serie di cose che a noi ci hanno penalizzato, e non dico di poco perché abbiamo avuto un mancato incasso alla partita della Verona, quindi andiamo a conteggiare quanto ammonta, poi queste cose le mettiamo sulla bilancia, la stessa bilancia di Benevento però, dove vediamo quanto ha speso il Comune e vediamo quanto poi ha speso e è andato a compensare la società. Io voglio ricordare un dato, una notizia che mi è arrivata ieri, che l'amministrazione di Catanzaro ad esempio, ma ne posso riportare altre, in 10 anni ha speso 4 milioni e mezzo di euro sullo stadio, eppure ne chiede 5.000, posso dirli questi dati perché sono pubbliche queste documentazioni. Quindi su questo attenzione, perché è facile dire il Comune ha fatto, si è prodigato, attenzione dove non voglio fare polemica. Io ho visto l'assessore Vizza in prima persona che ha fatto il direttore dei lavori l'anno scorso sul terreno di gioco, e noi siamo stati lì a seguirli, ma a seguirli, come dire, con quella premura di poter svolgere un campionato. Io ricordo il team manager Marulla insieme al direttore Tringhera che ad ogni partita hanno dovuto intercedere, quasi tirare la giacca della squadra avversaria, chiamare i presidenti a dire rinunciate a fare questa riserva. Non è stato un campionato facile. Forse se i lavori fossero stati come dire, adeguati, calibrati bene, si dice a norma in questi casi, no? No, lavori eseguiti a norma. Questa è una risposta che aspettiamo dal Comune. No, cioè io ancora sono qui, voglio sapere se questi lavori che sono stati fatti sono stati riconosciuti al Comune oppure no, perché noi stiamo partendo, anzi lo dico come notizia, diciamo, una notizia come fresca. Notizia scoop, abbiamo chiesto al Comune di poter intervenire direttamente noi quest'anno sul terreno di gioco, nonostante l'aspettanza di questi lavori, guardando la convenzione è trascritta a sfavore del Comune. Abbiamo chiesto di intervenire sul terreno di gioco, il Comune ci ha risposto che si sta accertando ancora, quindi ci invita a fare questi lavori per non compromettere l'inizio del campionato, me lo confermi? Perché ancora sta facendo degli accertamenti, quindi io dico questi accertamenti li state facendo adesso col Cosenza Calcio che vi chiede l'autorizzazione, o li avete fatti con la ditta aggiudicataria dell'appalto in un anno per vedere se sono stati fatti bene o no? Allora, chiarisco bene che sul passato non voglio fare polemiche, no, però il passato va anche letto nella giusta misura. L'abbiamo detto che il partiamo da una condizione, da una base fondamentale che tra l'altro è stata anche discussa in commissione sport del Comune ed è stata ben
sviscerata nei particolari. Allora, noi partiamo, il Cosenza, qua è il limite, come dire, è l'approccio sbagliato che io contesto al Cosenza Calcio. Il Cosenza Calcio ambisce ad avere delle prerogative e delle richieste e delle spettanze senza avere nessun rapporto contrattualmente valido lo scorso anno con il Comune di Cosenza. Come ho ribadito, il Comune di Cosenza non è una società privata che può dire senti, facciamo così com'è. Il Comune di Cosenza è un'amministrazione pubblica che è legata a determinate norme ben precise. Non c'era la convenzione. È proprietaria della struttura. È proprietaria della struttura, però voi non avevate siccome non avete nessuna convenzione con noi, a che titolo tu chiedi queste cose? Quindi perciò ribadisco che la nostra generosità, mi rendo conto, che non è stata ben riconosciuta da tutto l'ambiente. Io credo, e qua lo ribadisco, la generosità del Comune del Cosenza lo scorso anno nell'approccio economico e pratico che ha posto nei lavori del servizio non è stato riconosciuto, perché purtroppo quell'infausta giornata si è visto solo quell'infausta giornata e non si è visto tutto il lavoro che era stato fatto, e non si è tenuto conto di queste norme fondamentali, perché noi abbiamo i controlli della Corte dei Conti, i controlli delle procure, i controlli dei nostri contabili, e quindi dobbiamo seguire delle norme. A che titolo il Cosenza Calcio viene a dirmi fatemi sapere se avete pagato o meno l'impresa? Tu a che titolo lo chiedi? Quindi siamo lontani da una realtà amministrativa. Capisco che sono tenuti a sapere queste cose, ma non hanno titolo giuridico per chiederle queste cose. E d'altronde questa è la nostra posizione, tant'è che noi ribadiamo che tutto il contenzioso, anche economico, sono un problema degli uffici, perché c'è un contenzioso che va regolato dagli uffici. Allora, Assessore, grazie, poi daremo la risposta. Dobbiamo andare un attimo perché ci in tagliano pubblicità. prima Luca Giordano, dopo la pubblicità, e poi il collega Antonio Clausi, perché mi pare che siamo entrati nel vivo e insomma sta venendo fuori tanta carne che metteremo a cuocere. Grazie, pubblicità. Ritorniamo subito, andiamo in pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ok, allora torniamo in diretta. Stella, torniamo in diretta per questa seconda parte. Siamo ritornati perché poi sai, anche a telecamere spente si dicono tante cose. C'era la replica dell'ingegnere Luca Giordano, è quella che aveva detto appunto l'assessore Viz, e poi spazio al collega Antonio Clausi. Cioè al criterio dell'aspetto fondamentale, dell'aspetto giuridico della convenzione. Si è capito. E delle sue conseguenze. Benissimo, sentiamo allora, Luca Giordano, dai. Dobbiamo dare spazio a tutti, due minuti. Dobbiamo essere super parti. Il titolo per chiedere queste cose noi l'abbiamo avuto, nel senso che il Comune per questioni legate appunto all'amministrazione comunale si è proposto di fare questi lavori, e questi lavori una volta che si fanno li dobbiamo pretendere come vanno fatti, a regola d'arte, come vanno prima, fatti, no? Perché noi non solo abbiamo avuto i problemi iniziali durante il campionato e quelli finali, ma questa storia del terreno di gioco c'è stato anche un epilogo molto importante che tutti dimenticano, ma è scritto sul sito della Lega. C'è una classifica che è linkata come miglior terreno di gioco, nella quale noi siamo arrivati penultimi, sì, e siamo arrivati penultimi dietro solo alla Cremonese, mi pare. Dietro alla Cremonese. Noi siamo arrivati penultimi. Da questa classifica si evince che le ultime, diciamo, punteggi che purtroppo non sono riusciti a mediare quelli iniziali, sì, ci hanno costipati e penalizzati ad un secondo posto, con una sanzione che è prevista dalla Lega di ulteriori 50.000 euro che la Lega ha già prelevato dal nostro conto, e successivamente, ripeto, con la media e grazie agli interventi di manutenzione noi abbiamo dovuto alternare 3 ditte di manutenzione con lavori che non sono passati tutti come ordinari, ma lavori straordinari che abbiamo dovuto compiere sul terreno di gioco, e tuttora gli spettatori possono ammirare come vanno avanti questi ulteriori lavori di scambio di erbe e di zolle che non erano state eseguite bene. Allora, abbiamo capito, il titolo l'abbiamo avuto, ma quando si parla di spesa pubblica è un titolo che qualsiasi cittadino ha, di chiedere contezza di come i soldi vengono spesi.
Oggi noi abbiamo fatto questa richiesta al Comune, spero che nei prossimi giorni ci arrivi il dettaglio di come dovranno proseguire i lavori sul terreno di gioco. Che poi mi dice l'ingegnere se sono iniziati i lavori sul terreno, perché so che c'è stata praticamente una rasatura Stiamo predisponendo. Perché c'è Elio Principato che salutiamo, che voleva sapere appunto sul terreno di gioco, poi mi fa altre domande per quanto riguarda i contributi, ma di questo ne parleremo in altra occasione. Terreno di gioco? Sul terreno di gioco stiamo predisponendo l'avvio e l'inizio di lavori straordinari che dovranno essere fatti da qui a breve. Invece per quanto riguarda le sedute individuali attendiamo i sediolini, sì, attendiamo anche lì un aggiornamento della convenzione che abbiamo stipulato, perché noi la spesa che andiamo a compiere è di gran lunga è circa 10 volte superiore a quella che è accordata nella convenzione, quindi con un anno di convenzione non riusciamo anche noi ad accedere ai crediti sportivi, perché hanno necessità di un titolo, del titolo che appunto questo è importante, ci consegni. Quindi possiamo questo è un passaggio che è già stato comunicato al Comune, si stanno anche loro si stanno attivando. Sentiamo Antonio Clausi e poi diamo lo spazio anche alla risposta al Viz. Le mie domande vertevano proprio su questo aspetto. Però Antonio, domande sintetiche, risposte sintetiche, perché ce ne sono tante. L'ingegnere che per l'assessore. Preso atto nel momento in cui l'amministrazione non intenda farsi carico di queste spese sui seggiolini, come intende agire il Cosenza? E all'assessore invece voglio chiedere, nel momento in cui il Cosenza si farà carico di installare questi seggiolini e un domani, che può essere da 12 mesi, 2 anni, 3 anni, 4 anni, l'attuale proprietà del Cosenza Calcio che si è fatta carico di questa installazione dovesse andare via, questi seggiolini restano al Comune, di proprietà del Comune o no? Grazie. Allora, la prima domanda per l'ingegnere. Posso rispondere prima? Uno per volta, sì. Allora, correggo subito un'inesattezza. Sì. Allora, il Comune ci ha autorizzato a scorporare questa spesa, quindi è una spesa che noi al momento ce l'abbiamo autorizzata come anticipazione, ma è una spesa che ha riconosciuto il Comune, se non sbaglio l'ha riconosciuta in virtù della convenzione, nel particolare di un articolo che riconosce le migliorie che vengono apportate, l'articolo 19, forse il 16. Vabbè. Allora, riconosce le migliorie, quindi noi stiamo anticipando la spesa. Però c'è una piccola correzione che va fatta, in quanto la spesa che noi andiamo a fare, che quindi il Comune ci ha riconosciuto come scorporo, non è corrispondente al corrispettivo che noi annualmente dobbiamo dare, quindi o si estendono gli anni oppure il Comune dovrà riconoscerci la differenza. Praticamente la spesa del Cosenza Calcio è maggiore, se ho capito, rispetto a quella che è la convenzione. 300, diciamo i numeri così, 3,60 contro i 50 di convenzione. Chiarisco questo punto. Bene, quindi 3,60 contro i 50, quindi una spesa maggiore rispetto a quelle che sono i soldi della convenzione. Chiarisco questo punto. Spazio, pensiere e parola all'assessore Viz. Chiarisco questo punto, nel senso che bisogna scindere innanzitutto l'indirizzo politico poi dall'atto amministrativo. Sì. L'indirizzo politico è stato quello di dare l'indirizzo ai dirigenti di eventualmente verificare la possibilità di applicare questo articolo. Abbiamo acquisito il parere dell'avvocatura che ci ha detto che questo è possibile. È chiaro che poi il mandato sono gli amministrativi che stabiliscono questi criteri, perché senza voler entrare io in merito a queste cose, ma tanto per far capire qual è il problema, i nostri dirigenti possono ritenere che quanto ci è dovuto dal Cosenza Calcio sia molto maggiore di quello che ritiene Cosenza Calcio, ed è qui che la cosa va chiarita, nel senso che non è soltanto la convenzione quella che noi riteniamo che spetti al Comune da parte del Cosenza Calcio, ma sono una serie di spese maggiori. Bisogna vedere se poi saranno i tecnici e i dirigenti e gli amministrativi a definire queste cose, però il criterio di scorporare non è legato al fatto soltanto della convenzione, ma a tutto ciò che spetta. Vi faccio capire, per esempio, ci sono soltanto, anche se quello non è quello che i nostri dirigenti ritengono che spetti da parte del Consiglio del Calcio, è decisamente maggiore e compatibile con queste cifre. Ma queste sono cose che spetta queste cifre di cui parlava sono quelle cifre che compaiono nella prima missiva del Comune. Certo. Allora, in risposta che sono quelle che sono state sempre contestate, nel senso che sono state accertate e contestate ufficialmente. Ma noi abbiamo conteggiato, non è che sono uscite adesso. Noi abbiamo conteggiato anche quelle. Perché per ritornare a quell'aspetto che è fondamentale.
Sì, no, ma ci sono degli aspetti che devono essere chiari anche a chi ci ascolta e anche ai tifosi, perché io capisco, io sono il primo tifoso, io sono tifoso del Cosenza Calcio dai tempi di Campanini, di Codognato e di Vita, che tu forse ricorderai. Come no? Quindi capisco la Grande Tonino Vita. capisco la passione dei tifosi, sono io il primo Codognato tifoso. non c'è Però più, devono essere, Marmiroli c'era. devono essere chiare alcuni ruoli e alcune incombenze che ognuno di noi ha. Il Cosenza Calcio per alcuni anni ha pagato solamente un ticket e ha usufruito del nostro stadio sulla base del pagamento di un ticket che è quello che paga una qualsiasi squadra che va al Real Cosenza e va a pagare. Mi sono spiegato. Okay, Quindi la domanda che voglio porre, aspettando, fallo finire, se ma no perché questo regola il rapporto giuridico tra noi e il Cosenza Calcio, che è fondamentale, avete capito? È di qui che non si può sfuggire. però perché richiederlo adesso? Perché richiedere adesso questa correzione di tiro e non magari 3, 4, 5 anni fa? No, sono stati chiesti. Se volete dopo vi fornisco che li ho qua le carte, sono state chieste, e l'ingegnere credo che me ne dà atto anche in diretta, sono state chieste annualmente queste cose. Poi che loro non le abbiano riconosciute, che non le ritenevano valide è altro discorso, ma sono state sono state richieste, possono essere o meno state riconosciute. Non c'è stata un'inadempienza da parte del Comune che adesso Giordano, è qui uscito. ci fanno tante telefonate, una domanda pure per l'assessore dopo il nuovo stadio, a che punto si farà, non si farà, com'è la previsione, perché questo è molto importante. Sediolini, le sedute, per cortesia, che ci chiedono in tanti questo tipo di discorso. Allora, chi se ne farà carico al momento? Sulle sedute, ripeto, diciamo ce ne stiamo facendo carico noi. Il Cosenza Calcio. Ce ne stiamo facendo carico noi perché è inimmaginabile lasciare a 6.500. A 6.500 la capienza dello stadio, ma poi lasciare questi dettagli per noi ormai superati, perché siamo in Serie B, quindi non possiamo tenere il documento della Commissione di Vigilanza che recita che abbiamo uno stadio di 21.195 posti e per giocare la Serie B ne occorrono invece dotati di sedute, cioè occorrono tutti questi posti dotati di sedute. Sarebbe impensabile, cioè noi siamo concreti, è questo che ci distingue rispetto alle altre amministrazioni che ci hanno preceduto, quindi noi vogliamo... Amministrazioni che ci hanno preceduto, comunali o società? Del Cosenza Calcio, no? Cioè noi vogliamo essere concreti, lo Stadio San Vito ci gioca il Cosenza Calcio, il Cosenza Calcio è in B, c'è necessità di queste cose e queste cose le andiamo a mettere, questo è il nostro discorso di qualità che facciamo, cioè, altrimenti voglio solo giusto precisare un'altra cosa, che noi su queste vicende anche in passato abbiamo visto che le amministrazioni comunali hanno sponsorizzato la squadra, non hanno mai chiesto niente alle altre amministrazioni che hanno preceduto la nostra, riferisco al Cosenza Calcio. E su questo noi abbiamo visto queste società addirittura fallire, quindi noi agiamo in una maniera diversa. È vero che parliamo di qualità, ma ne parliamo stando con i piedi a terra. Il presidente della Serie B Balata, che è stato qui in occasione della... Poi leggeremo qualcosa, perché Elio Principato ce l'ha sollecitato di Balata. Della riunione della Commissione di Vigilanza ci ha detto pubblicamente che noi siamo una società virtuosa, cioè una società che sa spendere bene e che sa investire, perché noi abbiamo investito prendendo un Cosenza Calcio dalla Serie D e l'abbiamo portato alla Serie B. Ha parlato di tre unioni fondamentali per poter arrivare a dei risultati che possano essere veramente concreti e visibili. Da una parte ci stanno i tifosi, da un'altra parte ci stanno le strutture, da un'altra parte ci stanno le società che sanno gestire. Quindi è naturale che noi ad ognuno chiediamo che si faccia carico delle proprie cose, quindi è naturale che, permettimi, è naturale che ai tifosi non diciamo nulla, perché la presenza che hanno dato quest'anno è stata veramente lodevole, in alcuni casi compensativa per tante cose. Al Comune di Cosenza, che è proprietario della struttura, diciamo pure di preoccuparsi di questa struttura, ma ragionando di Serie A, ragiona di Serie B, perché lo sport in questo momento lo stiamo dando noi alla città, e quindi
vi stiamo consegnando delle opportunità importanti. Benissimo, allora è stato chiaro, lo sport lo sta consegnando alla città il Cosenza Calcio, questo è l'assunto del Cosenza Calcio. Che io rimando proprio totalmente. Perché c'è la domanda sullo stadio nuovo. Sì, sa perché le dico questo? Perché la principale amarezza che ha colto anche a me personalmente in queste discussioni degli ultimi tempi è quella di non ricordare che questa amministrazione, nella figura del sindaco Ciuto, nella figura modesta dell'assessore Vizza, nella figura del capo gabinetto Carmine Potestio, ha preso lo sport in questa città da zero, completamente inesistente, e grazie al presidente Guarascio e all'inizio abbiamo formato, costruito quello che adesso è una realtà. L'abbiamo seguito. Quindi dire che questa amministrazione non ha avuto l'interesse che lo sport necessitava e gli andava riconosciuto alla città di Cosenza è un falso storico. È un falso storico, perché noi abbiamo preso lo sport da zero e grazie alla collaborazione di chi ha investito, si è impegnato, ma col supporto dell'amministrazione che ha investito e che ha dato supporto anche negli anni passati, quando eravamo in Serie D e quando nessuno, magari non avevamo i riflettori puntati, e c'eravamo noi, è come se c'eravamo. Quindi questo io credo che non vada per niente dimenticato. Stadio nuovo, Assessore? Lo stadio nuovo, perché lì potrebbero cambiare gli scenari, no? Gli scenari potrebbero cambiare. Abbiamo qualche problema legato al grillismo, nel senso che non sa da fare. Siccome sono cambiati alcuni vertici, vince questa politica del non sa da fare, quindi c'è stato un lieve rallentamento, ma in realtà noi siamo già avanti, perché siamo già nella fase che dobbiamo assegnare già l'appalto e lo studio per quanto riguarda il progetto. Benissimo. Antonio Claus. Poi aggiungo io una cosa, sempre su quello che ha detto su quello che, regola i rapporti tra amministrazione e società. Una domanda per tutti e due. Per quanto riguarda le strutture per le formazioni giovanili, all'ingegnere volevo chiedere se è vero che il Cosenza ha chiesto informazioni anche alla Vigile Rende sul campo dell'Azzurra in particolare. Ecco, questa domanda si collega bene alle opportunità di cui parlavo prima. Un'altra opportunità che stiamo consegnando al Comune di Cosenza è questa. Noi abbiamo 8 squadre, tra le quali milita anche la squadra del calcio femminile. Abbiamo chiesto al Comune di supportarci anche nel reperire delle strutture pubbliche dove queste squadre possano avere la loro casa. Il Comune ci ha dato una risposta anche che è arrivata celermente, dove ha detto che ci dà la massima disponibilità per intercedere in particolar modo con la struttura del Real Cosenza, che è una struttura adiacente allo Stadio San Vito e dove si possono ottimizzare tante cose, dalla manutenzione dei campi alla fruibilità dei locali. Anche qui noi chiediamo al Comune, apertamente lo facciamo in questa trasmissione, che non sia solo un'intercessione politica indicativa, ma che sia un qualcosa di concreto e fattibile, che ci accompagni fino allo stabilire i numeri, perché noi anche su queste strutture, così come abbiamo fatto in altri casi, non le chiediamo gratuitamente, noi andiamo, peregriniamo diversi campi e strutture addirittura anche provinciali, dove quello che c'è da riconoscere lo abbiamo sempre riconosciuto e onorato nei tempi e nei modi. Quindi anche qui chiediamo però che il Comune ci affianchi nella concretezza di poter arrivare ad un accordo con una struttura o più strutture comunali per poter dare una casa a queste, come dicevo prima, opportunità dello sport, perché non me ne vogliate, ci sono altri sport sicuramente, però in questo momento quello che dà maggiore visibilità, quello più seguito è il calcio. Noi lo stiamo dando e non abbiamo mai, denigrato altri sport, che ben vengano, però dobbiamo riconoscere questo e l'amministrazione ci deve concretamente aiutare. Sul fatto della struttura Rende dell'Azzurra? Della struttura Rende dell'Azzurra noi, se non sbaglio, io non sono un amministrativo, però abbiamo partecipato ad una gara, non l'abbiamo vinta perché c'erano delle strutture abbandonate sul Rende, il campo dell'Azzurra,
Purtroppo lì non siamo riusciti a venirne, diciamo, in possesso, altrimenti avremmo investito anche su queste strutture. Ciò non toglie, aggiungo che se il Comune dovesse individuare delle strutture siamo disponibili a investire su queste strutture, ma questo lo diciamo subito, ad investire in una maniera trasparente e come si fa sulle strutture pubbliche, perché quando ci siamo rivolti diciamo, al privato non abbiamo mai trovato delle intese che ci hanno permesso di portare avanti un discorso. Quindi su questo siamo anzi, la premura di questi giorni sono proprio le strutture delle giovanili, quindi perché il calcio poi nasce da lì, i fiori nascono da là. Mi fa piacere che l'ingegnere Giordano... 2 minuti a testa perché ci conteggiano con la clessia. Mi fa piacere che l'ingegnere Giordano abbia corretto il tiro, perché in realtà sul comunicato stampa di qualche... Vabbè, no, era stato Assessore, ma l'abbiamo detto all'inizio, cerchiamo di essere praticamente, di fare un discorso ad impegni. Non mi avevi risposto ancora. Invece c'era non mi avevi risposto. Un discorso di prospettiva. Il comune, nella città di Cosenza ci sono decine e decine di impianti sportivi, dove ci sono decine di scuole di calcio, quindi l'attività giovanile nel comune, l'attività assessorile la coltiva e come. E è chiaro quindi che figuriamoci se non sono felici di supportare il Cosenza Calcio anche queste cose. Grazie. Ma è un obbligo quasi che ho. Ma ci sono ostacoli? Ci sono ostacoli? Ma è chiaro che non avendo il comune dirette impianti propri, quello che possiamo fare è quello di mediare, di supportare attraverso realtà esistenti. Quindi salvaguardando prima l'attività di scuola calcio. Antonio, è stato chiaro. Cercando di trovare un accordo. Supportare, te l'ha detto, in base a quelle che ci sono le realtà esistenti. Non ne hanno di loro proprietà, l'hanno date tutte praticamente sono tutte in convenzionate. Quindi questo è. Allora, ritorniamo all'ingegnere Giordano perché ha altri WhatsApp che arrivano, poi faremo vedere la schermata di Balata perché Elio Principato ci chiede sto fatto qui, eccetera. È vero che il Cosenza Calcio è incassato, caro Elio, sono pubblici poi i bilanci, li faremo vedere al momento opportuno. Balata ha fatto una media che poi vi leggerà un'intervista al Corriere dello Sport rilasciata al nostro caporedattore che abbiamo avuto qui, Tullio Calzone, spesso e volentieri in diretta, ha fatto una media di 6 milioni per società, rispondendo praticamente ad una polemica fatta dal direttore generale Lucchesi del Palermo, il quale sosteneva che la settimana scorsa in Lega ci fosse stato praticamente un 48. Ha detto no, assolutamente, cioè è stata messa la foto sua, quella di Lotito, e come a dire comandano questi due, forse comanda più Lotito che non Balata, insomma, lui ha risposto dicendo abbiamo messo la VAR a fine campionato per i playoff, anche per quanto riguarda la distribuzione di quelli che sono stati i discorsi economici, è stata la media, sottolineo media, che poi vi leggerà anche Stella più tardi, di 6 milioni a società. Spero di essere stato chiaro. Assessore, ci chiedono per il terreno di gioco, sarà pronto per il 24 agosto, considerato che il 24 agosto del 2019 scatterà, diciamo, il campionato e magari la Coppa Italia? Anzi, io chiedo il 14 agosto. Perché c'è la Coppa Italia, però il 24 è ufficiale che partirà il nuovo campionato. Stiamo lavorando per l'11 agosto, sapevo, ho avuto questa informazione. Sul terreno di gioco vanno installati i drenaggi. Esatto, io quindi, volevo arrivare quindi è un lavoro che dura... Dobbiamo fare la danza della pioggia o del sole, insomma, no? È un lavoro che... Però senza entrare nei particolari, che poi, perché è bene che rimanga traccia anche visiva di quello che stiamo dicendo. L'ingegnere Giordano ha detto che quello che gli interventi del Manderbo saranno di tipo straordinario. Questo saranno i tecnici poi a definirlo se sono straordinari, cioè, oppure se è manutenzione. Secondo l'ingegnere Giordano, che è una sua valutazione, gli interventi da fare sono tutti quanti straordinari. Io non ho titolo per chiarire questo. Però vogliamo chiarire e dirla ai nostri telespettatori: ordinari a carico del Cosenza Calcio, straordinari a carico del Comune. Ma questo non lo stabilisce. Stabilire i tecnici della Lega. Certamente, sono i tecnici che stabiliscono se un'attività è straordinaria o ordinaria, mi pare chiaro, no? E comunque io voglio anche, non so se l'ingegnere sarà d'accordo con me, dobbiamo cercare anche di tranquillizzare i tifosi, perché obiettivamente qualche problema c'è, ma non siamo dinanzi ai problemi che abbiamo lo scorso anno. Lo scorso anno si trattava di
rifare completamente un mandelboso, adesso si tratta di fare degli accorgimenti per evitare problemi in certe fasi particolari che si sono avuti un po' lo scorso anno. Bene. Quindi insomma siamo, cerchiamo, tranquillizziamo in tal senso, I 2 minuti sono scaduti. Il problema del 24 agosto non è come lo scorso anno che era un campo nuovo e quindi c'è stato l'imprevista. Preciso, ma no, preciso questo. I problemi, parola all'ingegnere. I problemi ci sono stati nello scorso campionato per via della frequenza delle partite casalinghe che si dovevano giocare, quindi una frequenza che al massimo andava di lì a 15 giorni, non potevamo fare questo tipo di intervento straordinario. È chiaro che adesso la situazione è diversa, nel senso che avendo a disposizione dei mesi possiamo fare questi interventi straordinari, i lavori dureranno, ancora dobbiamo avere dei dettagli tecnici, dureranno una quindicina di giorni e poi dobbiamo attendere la ricrescita, la chiusura dell'erba che l'altra domanda era sulle prescrizioni date dalla Commissione di Vigilanza, quelle prescrizioni alle quali doveva adempiere poi posso tranquillizzare io, nel senso che le prescrizioni date, ce n'è soltanto una che tra l'altro è subentrata, non era prevista prima, nel senso che non c'era stata contestata nelle precedenti commissioni, che si tratta dei vetri che tutti quanti vedete voi nel passaggio tra gli SPAT, che sono tutti lesionati, quindi quelli dovremmo sostituire, che è l'unica attività un poco rilevante e corposa da dover fare. Le altre cose sono cose di ordinaria amministrazione, solo questa può darci un po' di tempo, perché non era stata minima, invece dal sopralluogo fatto si è verificata. Posso chiedere perché 12 ore? Mi dicono, come mai 12 ore questa commissione di vigilanza? Perché 18 punti, perché è stata analizzata virgola per virgola, è stata un'attività molto particolare. No, perché ogni volta che chiamiamo noi, abbiamo chiamato con gli altri colleghi, eravate lì a limare il verbale, eccetera. I vari responsabili sono particolarmente ignori e cavillosi. E allora li salutiamo perché hanno fatto un buon lavoro. Le forze dell'ordine, chi c'era, la Digos, la prefettura, insomma il Cosenza Calcio, l'amministrazione comunale, diciamo che insomma, è stato fatto un buon lavoro. Antonio Claus. A margine delle schermaglie degli ultimi giorni possiamo parlare di rapporti tornati finalmente sereni e distesi? Guardi, no, io voglio rispondere a questo perché quando leggo i freddi, meno freddi, io parlo come amministrazione comunale. Non parliamo politicaese però. Ma come amministrazione comunale, il rapporto più caldo, meno caldo, l'amministrazione comunale ha l'obbligo istituzionale di regolare un processo, che sono quelle delle attività amministrative, in questo caso legate all'attività sportiva. Quindi i rapporti caldi o meno caldi non credo che possano far parte di un'istituzione che ha questo compito. Poi è chiaro che se i rapporti sono più affettivi, è facilitato il compito, ma questo non preclude le scelte fondamentali. Vorrei chiedere all'ingegnere Giordano, perché stasera a mezzanotte scade il termine ultimo per l'iscrizione al campionato di Serie B. Qualche tifoso ha scritto, io penso che problemi per quanto riguarda il presidente Guarascio non dovrebbero essercene, perché è stato sempre preciso, puntuale, sia per quanto riguarda i pagamenti eccetera, sia per quanto riguarda l'iscrizione. Ci può dire qualcosa a proposito? Confermo, c'è la collega, l'avvocato Nania, che in queste ore è in sede, mi ha chiamato poco fa dicendomi che la sua permanenza andava anche oltre quello dovuto, quindi fino alle 18 starà lì in sede della Lega, in modo da qualsiasi... La Lega Via Rosellini a Milano, giusto? A Milano, sì. In modo da rispondere in maniera esaudiente ad ogni vicissitudine. Tutti i documenti amministrativi sono stati consegnati e garantiti dal Presidente, dal patron Guarascio, che come in questi anni non ci ha fatto mancare mai nulla da questo punto di vista. E poi Assessore, ho visto e ho letto anche su Cosenza Ciano e su Nuova Cosenza, sono 40-45 adempimenti burocratico-amministrativi da far paura, Tra cui la famosa fideiussione da 800.000 euro. Sì, gli adempimenti amministrativi credo che siano molto corposi. Io una domanda però, cioè mi sorge spontanea, insomma, io parlo dell'Entella per esempio, no? Che ha già militato in Serie B, poi è retrocesso e quest'anno ha vinto il campionato di nuovo in B. Ma l'avete visto il campo di gioco dell'Entella? Lo stadio, la struttura? Allora, non è che si può dare, se uno retrocede un anno una proroga, poi va in B, gli si dà la proroga, poi ritorna in C e poi nuovamente la proroga. Che, insomma, tutto il rispetto per l'Entella di Chiavari, però... Ma a dire il vero anche per quanto riguarda
il Manderboso, il famoso Manderboso, dalle immagini che abbiamo visto in molti altri campi lo scorso anno non mi sembra che infatti non mi sembra veritiera a me quella classifica. Abbiamo giocato in degli stadi particolarmente quella classifica generale che è stata fatta, Cosenza al penultimo posto, fare. penalizzata, lì ci può stare, però in effetti ho visto il terreno di Lecce contro la Salernitana nella prima giornata e lì era una partita che non si doveva giocare assolutamente, no, non si doveva disputare, o magari quello di Brescia, o magari quello di Cremona, abbiamo visto terreni di gioco in effetti. Antonio, vai, non so se dobbiamo andare in pubblicità, ci fanno segno, poi terza e l'ultima parte che scorre bene la trasmissione, vai Stella. Restate con noi, torniamo subito. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di replay, molto interessante l'argomento che stiamo trattando oggi sullo stadio San Vito Marù. Allora, ingegnere Giordano. Sì, io volevo rispondere, ha risposto lui, allora cerchiamo di equilibrare un po' il discorso. Volevo rispondere a due cose che sono emerse. Ha tutto il tempo che vuole, lei ha tutto il tempo che vuole. La prima, al dottore Clausi, volevo dire questo, precisare questo, che intanto quando due persone, un'amministrazione comunale e una società lavorano e lavorano bene, io non parlerei di schermaglie, ma parlerei come dire, di azioni concrete e risolutive che a volte animano e specificano e sottolineano determinate cose. Quindi è giusto che ci siano questi punti, questi come dire, piccoli scontri produttivi. Ecco. Su quanto riguarda invece il terreno di gioco, non dobbiamo nemmeno minimizzare la questione che abbiamo avuto quest'anno. Io ribadisco questo, la squadra di calcio non ha potuto effettuare prima del mese di marzo le rifiniture sul terreno di gioco. Allora la rifinitura è una particolare attività tecnica che si basa sulle distanze e quindi è necessario fare questa rifinitura sul terreno dove si gioca, cioè i vantaggi poi che provengono dal giocare in casa, dal giocare fuori casa, oltre che al vantaggio principale che è quello dell'apporto dei tifosi, è soprattutto questo, cioè avere tecnicamente in disponibilità lo stadio su cui si va a giocare, come dire, prendere confidenza la rotolabilità della palla, su come alcune aree del terreno di gioco rispondono al calcio a terra piuttosto che ad altri contrasti e dribbling che avvengono sui calciatori. Ora questa situazione vi posso assicurare, anzi come diciamo trasmissione che è vista a una notevole audience, vi invito a far dire queste cose al mister Braglia, chiediamolo a lui se ci sono stati problemi quest'anno nel disputare, diciamo, le gare sul San Vito, chiediamolo al direttore Tringhera, al team manager Marulla, cioè loro non hanno avuto la possibilità, non dico di allenarsi, ma di fare la rifinitura sul terreno di gioco. Questa è una cosa gravissima, e vorrei veramente un minuto di silenzio dopo che diciamo questa cosa, perché cioè privare la squadra di calcio appena arrivata in Serie B, dopo tanti anni, dopo sacrifici, con un organico tecnico che era fatto non tutti di professionisti che hanno giocato la Serie B, eppure sono stati lodevoli, e vederli come dire, rincorrere le nostre preoccupazioni non è stato bello. Io vi dico che il mister, il direttore sportivo e Marulla sono stati omertosi nel riferire queste cose alla squadra. Nel mese di gennaio, alla visita al sopralluogo di Castelli, addirittura abbiamo dovuto tastare il campo richiamando i calciatori a venire sul campo per vedere come rispondeva il terreno di gioco, e questo non è stato bello, cioè è stata una cosa che ha fatto preoccupare, ha creato dei problemi perché alcuni calciatori in fase di calciomercato, cioè nel vedere tutti questi problemi che presenta la città e le strutture, non facilmente dicono sì, noi veniamo a giocare a Cosenza. Quindi questa cosa la dobbiamo rimarcare bene, e in questo errore che abbiamo fatto, non voglio fare polemica, io dico abbiamo fatto questo errore grande l'anno scorso, quest'anno non si deve ripetere, il terreno di gioco che è la macchina
che il buon corridore, il buon autista deve utilizzare per vincere il Gran Premio deve essere efficientissima, perché in Serie B non si possono raggiungere i risultati pensando solo di fare la società, limitarci e confinarci in quelli che sono gli aspetti necessari e dovuti, perché non si va da nessuna parte. Noi dobbiamo dare quel valore aggiunto che ci permette di ambire alla categoria superiore e ben oltre. L'amministrazione comunale deve in qualche modo cogliere anche altre opportunità che si possono avere sullo stadio San Vito. Ok. Grazie all'ingegnere, allora diamo spazio un minutino in conclusione all'assessore e poi una domanda di Antonio Claus. L'aspetto fondamentale dal punto di vista mediatico in questi ultimi tempi sono state queste schermaglie. Io voglio dire una cosa, che alla base di queste schermaglie c'è un atteggiamento che io contesto, l'ho scritto, non lo rinnego in questo momento, da parte del Cosenza Calcio. Vede, anche nelle parole che ha detto l'ingegnere, sembra quasi che il Cosenza Calcio sia stata penalizzata dal comune rispetto a questi eventi, e la cosa è inaccettabile, non si può accettare, cioè per un problema tecnico che è subentrato non si può penalizzare e scaricare le responsabilità su un comune e tirarsene indietro e fomentare, perché questa è la cosa grave che io pubblicamente ho stigmatizzato da parte del Cosenza Calcio. Il Cosenza Calcio, l'attività collaborativa che deve avere nei confronti di un'amministrazione non è quella di aizzare quasi la tifoseria e tutti quanti intorno su presunte responsabilità del comune, sul comune che è inattivo rispetto ad alcuni investimenti, perché così non è, così mi pare di aver documentato. E mi permetto di dire, e mi creda, non è una polemica, e poi diamo la risposta non è una polemica, no? però siccome lo ha anche detto il sindaco nella sua cosa, mi permetto di rimarcare. Così come il comune deve fare il suo ruolo, e riteniamo di averlo fatto, fermo restando alcuni incidenti che chiaramente si sono verificati, ma quello che il comune da un punto di vista amministrativo doveva fare lo ha fatto ed è andato anche oltre. Però anche la società calcistica deve darsi, perché non mi deve consentire, questo glielo devo dire, perché vede lei ha citato giustamente la ripartizione dei fondi che ci sono nella Gabia, ma io non voglio entrare in queste cose del comune, perché io mi guardo i bilanci, mi guardo i bilanci dell'amministrazione, non vado a guardare i bilanci del Cosenza Calcio. Però le devo dire che rispetto a tanti interventi che ci sono stati nell'anno, che potevano essere fatti, ci sono state anche tante fonti di investimento che il Cosenza non ha colto. Ci sono stati il credito sportivo, la stessa Lega B. Lei pensi che la Lega Pro, gliene faccio copia dopo, la Lega Pro a marzo di questo anno ha fatto un bando in tutta Italia per avere un bando sui seggiolini, e poi dava alle varie società l'opportunità di fornirsi loro stessi dei seggiolini. Ma c'è stato un bando nella regione Calabria, fatto dalla regione Calabria, che serviva per l'amministrazione e per tutte le società sportive, al 50% fondo perduto, perché il Cosenza non ha cercato di ricavare anche finanziamenti da questo, perché non si può scaricare tutto sul comune. 2 minuti, ingegnere Giordano. Allora no, voglio rispondere su questo. Noi non è che vogliamo perché noi siamo aspetta, il pubblico e il privato, non è che vogliamo fomentare alcune situazioni. Noi vogliamo dire questo: c'è stato un lavoro fatto male. C'è stato un lavoro fatto l'hanno riconosciuto. La causa per cui si sta accertando non si sa ancora se è straordinario o ordinario. Io vi prego di farlo velocemente, perché intanto noi abbiamo dovuto compensare quest'anno a questi errori. Finito il campionato, non avete compensato voi perché vi abbiamo autorizzati noi, quindi economicamente ha compensato sempre il comune di Cosenza. Attenzione, noi al momento non abbiamo avuto ancora nessun riconoscimento, nessuna determina, nessun impegno di spesa. Io spero che questo possa arrivare. Assessore, c'è un verbale, lo riconosco, c'è un verbale che abbiamo firmato io, tu, Marone, quello di Napoli, c'è un verbale. Lo riconosco, però non avendo avuto niente, siamo noi a dover compensare. Allora, siamo noi che stiamo compensando. Sarà un'anticipazione, spero che siano delle anticipazioni, però in questo momento, gestire una società di calcio non è gestire una banca o gestire dei crediti e dei finanziamenti. Attenzione, quindi abbiamo dovuto compensare già una situazione di una stagione trascorsa. In questo momento stiamo chiedendo al comune di nuovo: dota l'impianto dei seggiolini? No, anche lì dobbiamo compensare ancora noi. Sul terreno di gioco il comune ci risponde: no, ci stiamo accertando e dobbiamo compensare noi.
attenzione, cioè ci sono delle società, vedi il Foggia che è fallito, ci sono altre società che hanno dovuto dichiarare fallimento per bancarotta. Allora noi non siamo una società sprovveduta, e rispondo anche ai crediti sportivi. In questo momento per esempio abbiamo chiesto una cosa ben precisa al Comune, che è la cosa che ci permette di accedere ad un credito sportivo, e vogliamo una risposta breve, perché anche qui la risposta ancora non è arrivata, ma intanto che non arriva... sempre col discorso della convenzione di un anno, per più di un anno, la convenzione di un anno, la risposta non arriva. Ancora noi oggi da una parte abbiamo presentato i documenti finanziari, economici, patrimoniali alla Lega, dall'altra parte oggi dobbiamo lavorare sui seggiolini, dobbiamo lavorare sul terreno di gioco, quindi attenzione, perché poi tutte queste cose possono ritorcersi contro una buona gestione di una società. Rispondo per i crediti, io non so se, non sono, ripeto, un amministrativo, quindi non so se sono arrivati questi fondi dalla Lega. Sicuramente se sono arrivati o arriveranno, a questa società non possiamo dire nulla, perché è una società che in questi anni ha dimostrato di saperli gestire, perché altrimenti non avremmo avuto i complimenti del Presidente Balata, che ci ha definito virtuosi, e vi assicuro che il Presidente Balata conosce le squadre che sono fallite della Serie B, conosce le squadre che sono appena arrivate in Serie B e le squadre che sono andate via dalla Serie B, conosce anche le squadre che sono andate in Serie A e quelle che sono scese dalla Serie A, per definirci virtuosi. Quindi è un confronto che non va e non ha fatto su 19 squadre, ma secondo me l'avrà fatto su 40 almeno, e quindi noi abbiamo un merito, è quello che nonostante abbiamo investito in questi anni, noi abbiamo saputo investire e gestire bene queste risorse. Quindi credo che a livello amministrativo, io sono un tecnico, a questa società non possiamo dire niente, se non è, se non ha attinto a dei crediti sportivi, sicuramente ne cogliamo noi i benefici, e ne colgo i benefici io in qualità di sportivo e di tifoso del Cosenza. Benissimo, Antonio Claus, a chi vuoi fare una domanda? A entrambi. 2 minuti per ognuno. Siccome sia il Cosenza Calcio che l'amministrazione comunale si sono insediati rispettivamente nel 2011, io volevo chiedere se avete entrambi contezza che chi vi ha preceduto, nel caso del Cosenza, aveva richiesto e sottoscritto convenzioni con il Comune, e se il Comune aveva sottoscritto con le vecchie gestioni altre convenzioni. Certo, ma infatti io non ho insistito sul problema della convenzione. Se noi guardiamo il valore delle convenzioni che c'è in altre società calcistiche, io parlo di Cosenza, no, ma dico già altre società calcistiche ma anche quello che spesso viene detto che prima non si pagava, non è vero, non hanno conoscenza delle cose. Ai tempi della Serie B, di quando c'era Paiusa, e questo chi ha esperienza lo può anche verificare con dati concreti, si pagava, c'era la convenzione, Mancini come gliela faceva rispettare, e si pagavano anche le percentuali sugli incassi, cosa che si verifica anche in tante altre parti d'Italia. Che poi questo non ci sia stata la solvenza per quello che è successo è altra cosa, ma la parte burocratica di tipo di accordo di convenzione stabiliva finanche che la società calcistica desse al Comune un contributo percentuale sugli incassi. Benissimo, ingegnere Giordano. Ma noi su questo, voglio giusto precisare, questo per dire la nostra disponibilità, che anzi noi i 50.000 euro che il Comune di Cosenza non risolve i problemi di bilancio con i 50.000 euro. Per noi questo è stato soltanto un sistema per porre il rapporto tra noi e il Cosenza Calcio in maniera giuridica, perché altrimenti i 50.000 euro sono una sciocchezza rispetto ai valori che circolano nella Serie B. Anche rispetto a ma noi su questo io voglio fugare ogni dubbio, perché magari l'ascoltatore si alza un po' la voce, l'ascoltatore poco attento può perdersi nei meandri di queste diciamo tecnicismi e di queste cifre. Cioè noi non abbiamo mai detto che non vogliamo corrispondere al Comune, anzi non siamo stati mai insolventi, perché altrimenti noi per quanto riguarda il Manderboso quest'anno potevamo lasciar correre così il campionato, tanto non era stata nemmeno una responsabilità nostra, invece no, siamo intervenuti investendo in questa struttura, non solo sul terreno di gioco ma anche su altri aspetti, e quindi abbiamo in qualche modo dato corrisposto al Comune quello che dovevamo, e c'è un pregresso, c'è ancora alcune cose, come ha detto l'assessore, si stanno accertando, non ne sono nemmeno a conoscenza, ma non ci siamo mai tirati indietro, anzi
Noi per quanto ci riguarda l'anno scorso e gli anni passati abbiamo sempre come dire, compensato e dato quello che dovevamo dare al Comune, non ci siamo mai tirati indietro. Attenzione, quello che chiediamo sono stati milioni di chiarimenti al Comune, se effettivamente un ticket che ci ha imposto è adeguato a quello che è la struttura, perché io vi ricordo che lo Stadio San Vito è una struttura che è stata realizzata negli anni 60, cioè è stata iniziata la costruzione nel 63 e terminata nel 67. Quindi non è una struttura che è efficientissima. Abbiamo avuto un incontro con i tifosi la scorsa settimana dove recriminavano le cattive condizioni dei servizi igienici. Abbiamo avuto quest'anno i bar sempre chiusi perché non sono agibili. Quindi attenzione, cioè, non tiriamo fuori che il Verona, il Pescara paga X di ma vedi come ti contraddici? Tu parli di di qualcosa che ti spettava e invece tu paghi un ticket, ti spettava un qualcosa. Ma il ticket l'abbiamo riconosciuto, il ticket si paga soltanto il ticket dal punto di vista normativo del Comune significa soltanto poter giocare quella partita. Perfetto, tutto il resto non viene conteggiato in niente. Quindi se non ti viene ma non la vedi la convenzione lo scorso anno? Ma questa agli spettatori deve essere chiaro, parliamo di un qualcosa inesistente. Cioè lo scorso anno non esisteva la convenzione, Posso quindi fare di una cosa domanda parliamo? a proposito di servizi igienici, non c'entra, bar? Ma se non hanno la convenzione di cosa parliamo? No, di quest'anno, io parlo di quest'anno. Che numeri vogliamo dare a questa convenzione? Allora la convenzione del Rendecalcio è a zero, con lavori che deve fare in 10 anni la società del Rendecalcio. Ti dirò di più, la convenzione del Catanzaro, di solito per volta, non si comprende. Uno per volta. Vengono conteggiate da esperti. Io ti dirò di più, che secondo me, ed è una cosa che faremo, che già il dirigente sta facendo, sulla scorta degli investimenti che noi abbiamo fatto, già da adesso, per la prossima annualità, la convenzione deve essere sicuramente aumentata, perché altrimenti non siamo in regola con la Corte dei Conti, perché se noi abbiamo investito in questo campo, allora quello che il ricavo non può essere più questo, è una parte contabile questo. Ma questo diciamo, i passaggi sono tanti, ingegneri, i passaggi sono tanti, volevo fare io un piccolo riassunto dal terreno di gioco, ai sediolini, adesso è uscito fuori il fatto della convenzione che, da come ha detto in questo momento è sottostimata, l'assessore, è sottostimata. Il passaggio importante è che il tifoso possa andare a vedere tranquillamente la partita, e principalmente per il terreno di gioco, per il drenaggio, perché le ansie sono di tutti, non sono solo del Presidente Guarci e della società, del Comune, ma sono dei 10.000, 15.000 di tutti quelli che vengono dalla provincia. Ingegnere Giordani. Noi abbiamo detto che già, prendiamo l'esempio di quest'anno, chiamasi ticket, chiamasi convenzione. Noi quest'anno abbiamo corrisposto, siamo fuori da quello che vi dovevamo corrispondere, perché con i lavori che abbiamo dovuto fare in maniera straordinaria, facciamolo finire, io ti prego, la risposta che mi dai è che con gli uffici che dice allora non l'hai accertato, ma non lo puoi dire, ma non possiamo far parlare all'assessore. Io ti prego di accettarlo subito, perché nelle more dei tuoi accertamenti, noi stiamo compensando. C'è la lettera qua. Lo possiamo fare. Dopo ci sono alcune cifre che sono state risposte che ha detto che non dispettano queste cose. Ci sono state riconosciute. Allora ci sono forse chiamare Enzo Leonetti, che ringrazio insieme a Massimo Fino. Devo far passare il microfono dell'assessore perché non riusciamo ad andare avanti. Ci sono delle cifre che sono state. Posso avere il suo ok? Posso far andare in avanti l'ingegnere Giordano? Grazie assessore. Ingegnere Giordano, lei c'ha 2 minuti, vada. Ok, ci sono delle cifre che ci sono state riconosciute nel mese di gennaio, ma noi, cioè concretamente, a conti fatti, non le abbiamo viste nelle nostre casse. Quindi, in ogni modo, abbiamo dovuto anticipare ancora queste somme. Purtroppo queste, come dicevo, gravano poi, uno, su quello che è il conto sano che può essere di una società, 2, sugli investimenti che la società può fare, perché noi non abbiamo, ripeto, una società di credito o una società bancaria. Noi vogliamo fare bene, vogliamo amministrare bene una società di calcio e ci dobbiamo preoccupare di quello che è il calcio, non di quello che può servire al calcio, che poi noi ne possiamo fare un uso, che è la struttura.
ma non ce la possiamo portare a casa, non possiamo dimostrare di aver fatto buon calcio perché abbiamo uno stadio, una Ferrari, e poi magari ci mandiamo a giocare, non lo so, il Comune a sto punto che ci vuole far giocare allo stadio San Vito. Quindi io quello che dico è questo: uno, da una parte noi non ci siamo mai tirati indietro e non vogliamo dire che non vogliamo pagare il Comune, assolutamente, questa è una cosa errata, sbagliata. Noi in questo momento al Comune, io ti prego di andare a tirare le somme ai numeri che ci avete comunicato voi, perché in questo momento non c'è nessuna azione legale nei nostri confronti, cioè nostra nei confronti del Comune, quindi significa che quello che voi ci avete scritto lo riconosciamo come Sacro Graal, e se io prendo le cifre che sono scritte nei vostri documenti e le cifre che noi abbiamo esborsato e andremo ad esborsare, qua c'è una differenza circa di 500.000 euro, e in queste cifre ti ricordo tira anche le somme di cifre di 50.000. I dati ufficiali, 22 maggio, la risposta alla loro richiesta, che il nostro dirigente risponde che ci devono 190.000 euro. Questi sono i dati ufficiali. Se vogliamo fare chiacchiere, io conto quello che contano sono i dati ufficiali. E sono 190, noi ne stiamo, sono 3,60 solo di seggiolini. Ma questa è una valutazione che faranno i seggiolini, abbiamo ribadito che è di vostra competenza. Altra cosa che noi vi diamo lo scopo, ma nel momento in cui diamo lo scopo li paghiamo noi. Ma questo noi, io ho visto a gennaio che... Ma è un qualcosa che in più che vi diamo, è questo che voi volete. Voi non non so se me lo spiegate. Allora, sul terreno non si vuole riconoscere. Lei ha detto un passaggio, nel momento in cui noi vi diamo... Vi riconosciamo lo scorporo. Lo scorporo, voi non volete riconoscere nemmeno, ma non dico grazie, ma quantomeno riconoscete quello che viene fatto. Invece cosa vuole il Cosenza Calcio? Che il Comune paghi... Ma questa è una sua idea. No, è così, perché si dice in questa maniera l'ingegnere è così. Allora, non vuole riconoscere... Non vuole riconoscere... Noi abbiamo riconosciuto, cioè, ma questi i dati tecnici poi saranno gli uffici, però il dato fondamentale è questo. Però diamo una concretezza a questi dati, perché non è possibile che noi anticipiamo, sì, il Comune me li darà. Attenzione, noi nuociamo alla società in questo momento. Noi, per quanto ci riguarda, quando hanno scritto i tecnici, quanto ci riguarda c'è qualcosa che non collima bene. Io mi affido ai tecnici. I miei tecnici dicono che voi ci dovete dare dei soldi. Allora, e io qua mi fermo. Chi lo dovrà stabilire poi eventualmente? Sono i tecnici, ma quando possiamo avere questa certezza? Ma io come assessore, io mi fido dei miei tecnici, e i miei tecnici mi dicono che noi avanziamo dal Cosenza Calcio dei soldi. Poi quello che adesso verrà è un'altra cosa, quello che da oggi poi verrà. Ma si potrebbe arrivare come c'è un contenzioso su questo? Come? Non lo so. Si potrebbe arrivare ma non da parte nostra. Noi al momento non abbiamo, ripeto, fatto nessuna azione nel contrastare questo che ci chiede il Comune, però non puoi dire in questo modo, cioè in questo momento voi cerchiamo di chiudere, di dare una parola pregressi di fiducia e di speranza alla tifoseria, pregressi dal 2011. Abbiamo 30 secondi a testa, vi posso dare la telecamera per una parola di fiducia e di speranza, perché altrimenti la tifoseria sta allarmata oggi. Allora, prima l'assessore e poi l'ingegnere. No, io quello che mi sento di dire alla tifoseria è di avere fiducia nell'amministrazione comunale, perché come abbiamo dimostrato fin da quando ci siamo insediati e come abbiamo dimostrato in tutte le attività sportive, da parte dell'amministrazione comunale ci sarà sempre una particolare sensibilità verso lo sport, perché nessuno di noi dimenticherà l'ebbrezza che ha attraversato la città lo scorso anno, e quindi questo patrimonio non intendiamo minimamente farlo disperdere. Grazie alla società, al Presidente Guarascio, no? E grazie a Comune. E Luca Giordano, la telecamera è tua. Noi rispondiamo che, essendo per carattere cocciuti, perché ci occupiamo di sport, abbiamo fiducia, piena fiducia nell'amministrazione comunale che ci supporti e soprattutto concretizzi quello che diciamo, ci siamo appena detti, ecco, magari con lo spirito anche del contrasto, ma animoso per divenire una soluzione. Però questa cosa ci deve essere, il nostro è quasi un appello, abbiamo di nuovo una grandissima opportunità, il campionato 2019-2020, abbiamo uno stadio che adesso con la dotazione dei seggiolini diventerà veramente qualcosa che a qualcuno farà dimenticare addirittura lo stadio nuovo, ma così non deve essere, perché il sindaco sta procedendo in maniera, come dire, abbastanza celere su quest'altra questione. Noi saremo felici e ringrazieremo il sindaco di stipulare una convenzione con dei numeri diversi, ma per uno stadio nuovo.
Benissimo, allora sperando di poter scrivere una bella pagina sullo stadio San Vito Marulla dopo la discussione, anche se animata, per alcuni versi di oggi, o no Antonio? Assolutamente sì, anzi colgo l'occasione per dire adesso, finita la trasmissione, farò una foto con loro due che si stringono la mano e poi da Cosenza Channel veicoleremo questo Benissimo, allora grazie ad Antonio Clausi di Cosenza Channel. Salve. Grazie alla disponibilità dell'assessore Carmine Vizza del Comune di Cosenza e grazie all'ingegner Luca Giordano, responsabile della sicurezza del Cosenza Calcio, e grazie al sindaco naturalmente e grazie al presidente Guarascio per aver consentito questa nostra trasmissione. A te Stella. Un saluto caloroso a tutti voi che ci avete seguito e mi raccomando continuate a seguire il canale 10 del Digitale Terrestre, sempre ricco di informazioni. Ci vediamo lunedì con replay, sempre in diretta alle ore 15. Arrivederci.